Terremoto politico a Mogliano, il sindaco Bortolato, 2 assessori e 5 consiglieri lasciano la Lega. L'accusa al partito non aver mai puntato sulla compagine amministrativa. Il commento di Gianangelo Boff, fulmine a ciel sereno. 7 anni e 8 mesi di reclusione, la richiesta di condanna nel processo con rito abbreviato contro il 61enne bulgaro che uccise Jessica e Sara in A28. Il pirata è in aula, chiedo perdono, dice. Lo strazio della famiglia senegalese di San Biagio, il giorno dopo la tragedia dei fratelli di 18 e 14 anni annegati nel Piave. Il papà, oggi il più grande, avrebbe iniziato a lavorare. Il desiderio della famiglia è di portare le salme in Senegal per seppellire i ragazzi vicino ai nonni. La scuola del 14enne apre una raccolta fondi per aiutare i genitori a pagare le spese del trasporto. Ad Almessicità in queste ore il confronto tra regione e governo, ribadita la richiesta di stato di emergenza, intanto si lavora all'ordinanza veneta, il presidente della provincia Marcona, razionamento non da escludere nei primi 15 giorni di giugno. Cifre da record negativo, benzina alle stelle e automobilisti esasperati. Per questo gli autoriparatori della Confartigianato di Treviso hanno studiato un vademecum per ridurre i consumi. Esami di maturità, domani quasi 8.000 studenti trevigiani alle prese con il ritorno della prova scritta. Il tema pesa l'incognita dei contagi, ma per ragazzi e insegnanti è un ritorno alla normalità. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso. E dunque c'è la politica questa sera in primo piano. La politica con la tempesta politica che si è abbattuta a Mogliano Veneto con una lettera inviata contemporaneamente ai media e ai vertici del partito. Il sindaco, 2 assessori e 5 consiglieri hanno detto infatti addio alla Lega. Un fulmine a ciel sereno, dice il commissario leghista Boff. Tutti i dettagli nel servizio di apertura. La lettera arriva a metà giornata e non lascia spazio a fraintendimenti. C'è chi parla di terremoto, chi di ammutinamento. Di certo sono 8 gli amministratori moglianesi che hanno comunicato di aver lasciato la Lega riconsegnando la tessera. Tutti nomi di peso a partire da quello del primo cittadino Davide Bortolato nel bel mezzo del suo mandato. Con lui gli assessori Martina Cocito, delegata al bilancio e alla scuola, ed Enrico Maria Pavan, titolare dello sport e delle tradizioni, nonché particolare non da poco a livello politico, coordinatore dei giovani amministratori trevigiani del Carroccio, anzi meglio sarebbe dire ex. Ad abbandonare il partito salviniano anche 5 consiglieri comunali: Enrico Carello, Edoardo Biso, Roberto Zanardo, Francesca Morè, Martino Michelan, già commissario di sezione dimissionario. Passeranno tutti al gruppo misto. L'accusa alla dirigenza della Lega messa nero su bianco è quella, testuali parole, di non aver mai puntato su questa compagine amministrativa, quanto piuttosto su soggetti i cui comportamenti sono stati e sono tuttora discutibili e da cui tutti i componenti della maggioranza che amministra la città intendono prendere le distanze. Il riferimento esplicito è alla nomina di Alberto Gherardi alla guida della sezione moglianese della Lega. Più che un attacco è un bombardamento. Sempre nella lettera si dice che alcuni militanti di Mogliano, che di certo non hanno compiuto azioni esemplari, ma anzi hanno screditato il partito in città e continuano a farlo, oggi paradossalmente godono della totale fiducia della segreteria provinciale, la quale continua a rimanere sorda alle richieste di sindaco e amministratori. Parole durissime alle quali replica il commissario provinciale Gianangelo Boff, che sembra ancora credere in una ricucitura. È stato un fulmine a ciel sereno, ma non è un terremoto. Cioè, allora, eravamo a conoscenza del fatto che vi fossero appunto degli attriti a livello locale tra la sezione locale e gli amministratori. Era già in programma il fatto di fare un incontro con la mia presenza, la presenza di Alberto Stefani, proprio per capire come muoversi. Nell'emergenza che adesso sarebbero scaduti i rinnovi dei militanti entro fine giugno, avevo nominato un responsabile che conoscesse la sezione, che conoscesse i militanti per procedere al rinnovo, che è una prassi prettamente burocratica, in attesa appunto di fare un incontro. Adesso vedremo di verrà convocata questa riunione e ci sarà il modo di confrontarsi. Resta da capire se l'incontro a questo punto e visti i toni sia fuori tempo massimo. Sul terraglio la Lega trevigiana rischia l'osso del collo. La cronaca giudiziaria, oggi la penultima udienza in tribunale a Pordenone prima della sentenza sulla tragedia della 28 prevista la prossima settimana. C'è stata la richiesta del pubblico ministero e poi la parola anche alla difesa. 7 anni e 8 mesi di reclusione con i benefici per il rito. Ricordiamo che è un processo con rito abbreviato che quindi prevede 1/3 in meno della pena totale. Dicevamo 7 anni e 8 mesi di reclusione, di cui 1 anno e 8 mesi per il fatto di essersi sottratto agli accertamenti alla identità
identificazione è la richiesta di condanna del pubblico ministero di Pordenone nei confronti del 61enne bulgaro Dimitre Traikov, responsabile della tragedia in A28 nella quale persero la vita Sara Rizzotto e la cugina Jessica Fragasso. La difesa ha invece chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove e insubordine, che non venga riconosciuta l'aggravante della guida in stato di ebbrezza e della fuga per mancanza di elementi certi. Le parti civili hanno aderito alle richieste invece dell'accusa, chiedendo un risarcimento che complessivamente è di 1,5 milioni di euro. Il bulgaro presente in aula ha chiesto perdono per quello che ho fatto, ha detto l'uomo in aula. Come dicevamo, la sentenza la prossima settimana. E adesso la tragedia sul Piave. Il giorno dopo resta lo strazio nella famiglia senegalese di San Biagio di Callalta per la tragedia che ha visto morire il 14enne, fratello 18enne, nelle acque del Piave. A parlare anche il papà. Non andavano da nessuna parte, andavano solo a giocare per fare quello che volevano fare. Quello più grande cominciava a lavorare oggi. Ha firmato il contratto ieri per cominciare a lavorare oggi. Bassiru era atteso al lavoro questa mattina. Oggi sarebbe stato il suo primo giorno in cantiere. Lo dice con orgoglio papà Abdullaye, che i suoi 2 figli, Bassiru e Fallù, li ha visti l'ultima volta uscire dalla loro abitazione di Sant'Andrea di Barbarana per andare a giocare in un caldo pomeriggio d'estate. Non vanno da nessuna parte, senza dirmi che papà dobbiamo andare a queste parti. Ieri sono usciti fuori quasi un'ora, sono andati verso le 5:30, dobbiamo andare a giocare pallone. In casa Bob, accanto a mamma Tal, ci sono le amiche, è un via vai anche di vicini di casa. In mattinata sono arrivati anche i loro coetanei che erano in acqua assieme a Bassiru e Fallù e al terzo fratello Saliu. Poi io ero con loro, non ho visto cosa è successo. Ma era la prima volta che facevate il bagno sul Piave? No, Quindi è un fiume che conoscete? ci siamo spostati un attimo più in là, a nord, credo, e abbiamo sentito la corrente più forte, volevamo uscire ma la corrente ci tirava dentro. Poi Fallu, che era più piccolo, non riusciva a uscire. Lui l'aveva tirato ma si era abbassato un attimo, quindi credo che si fosse fatto male alla gamba o qualcosa del genere e la corrente l'ha ritirato dentro. Un fiume a loro caro, conosciuto fin da bambini, di cui non avevano compreso però la pericolosità. Nessuno di loro sapeva nuotare bene. Fanno vedere con orgoglio le foto dei ragazzi. Papà Bob parla di destino. Il suo obiettivo ora è pensare alla loro sepoltura in Senegal. I fratelli fanno più fatica, le parole escono a malapena. Loro erano gli unici che mi ascoltavano e scherzavano con me. E anche non... Gli vuoi bene? Sì. Non riesco ancora a crederci che sono morti. Sono nel cielo? Sì. Credo bene che sono in cielo perché sono i ragazzi molto straordinari. Avete sentito il papà, quello stesso papà che ieri pomeriggio, nel tardo pomeriggio verso sera, era inginocchiato vicino ai corpi dei suoi figli a singhiozzare, urlare di dolore per questo dramma. Facciamo allora un passo indietro, la cronaca di quegli istanti drammatici. Ci sono lo strazio di un padre, l'amarezza dei soccorritori e lo shock di un'intera comunità di fronte a quei 2 corpi recuperati e portati a riva dopo essere stati trascinati dalla corrente. Doveva essere un pomeriggio di refrigerio, un semplice bagno rinfrescante in una delle giornate più calde dell'anno. Per Fallù, 14 anni, e Bassiru, 18, fratelli di origini senegalesi, si è trasformato in una tragedia senza senso. L'allarme scatta poco dopo le 6 di un pomeriggio torrido, a lanciarlo 3 ragazzi senegalesi. Aiuto, non vediamo più i nostri 2 amici, si sono tuffati nel Piave ma non sono più tornati su. La telefonata disperata agli operatori del SUEM 118, tra loro ci sono anche altri 2 fratelli dei giovani scomparsi. La mobilitazione è generale, sul greto del Piave a Fagarè della Battaglia arrivano ambulanze, di soccorso, carabinieri, i vigili del fuoco sia a terra che con elicottero. Inizia una perlustrazione dall'alto, a scandagliare le acque del fiume, gli uomini del nucleo sommozzatori. Ogni secondo è prezioso, ma il tempo passa inesorabile.
Fallu e Bassirù vengono trovati a 1 chilometro di distanza dal posto dove si erano tuffati, ricomposti sulla riva, uno accanto all'altro, sono coperti con un lenzuolo bianco, impietriti gli altri 2 fratelli che con l'amico avevano lanciato l'allarme, mentre il padre non si dà pace. L'unico conforto arriva dai carabinieri, dagli operatori del soccorso e dalla comunità senegalese che si stringe attorno a questa famiglia dilaniata, residente da tempo a San Biagio di Callalta. Quando mi ha chiamato, perché io ho 2 figli nella loro età, quindi mi sono proprio preoccupato anche, no? Quindi ho fatto tutta questa strada per venire qua, per vedere. Proprio è male, sai, veramente è malissimo. Mi dispiace per i loro genitori, il loro papà, loro mamma, cioè, a me mi dispiace, veramente mi dispiace. Da una prima ricostruzione sembra che Bassirù, il 18enne, si sia tuffato in acqua vedendo in difficoltà il fratello minore, un gesto di estrema generosità che non sorprende chi lo conosceva, e così su San Biagio di Callalta è calato il gelo in una fosa sera di inizio estate. Ve l'avete sentito, nel primo servizio la volontà del papà e della famiglia è quella di portare le salme dei 2 ragazzi in Senegal per la sepoltura vicino ai loro nonni, però è un'operazione che costa e non poco. Allora giovedì alle 10 davanti alla scuola media frequentata dal più piccolo, da Fallu, c'è una raccolta fondi organizzata dai genitori per aiutare la famiglia proprio a portare le salme nella terra d'origine. È il giorno del cordoglio oggi, ma anche quello della solidarietà. A ricordare Bas con un messaggio "Ci mancherai" sulla pagina Facebook l'intera atletica San Biagio, con cui Bassirù si allenava ormai da un paio d'anni. Era un velocista, racconta il presidente Silvano Tomasi. Era un ragazzo buonissimo, semplice, e veniva lì in campo per allenarsi e basta, sempre sorridente, un ragazzo tranquillo. Noi organizziamo lì in campo sportivo molti eventi, gare, lui era disponibile. Lui diceva sempre sì. Tra i tesserati ci sono già le prime adesioni per aiutare la famiglia. Adesso ci organizzeremo per fare qualcosa anche noi, sicuramente, insomma, siamo in tanti, quindi almeno questo, non possiamo fare altro, ma almeno star vicino alla famiglia di sicuro. Poi c'è la scuola, la classe seconda A che Fallu frequentava, ha attivato una raccolta fondi per aiutare la famiglia a portare le salme nel paese d'origine per la sepoltura. I genitori si sono attivati subito, c'è già una data per chi volesse contribuire, giovedì 23 giugno dalle 10 alle 11 davanti alla scuola media. Verranno raccolte le offerte che saranno poi consegnate alla famiglia. I genitori di Bassirù e Fallu questa mattina si sono recati in municipio proprio per questo, per chiedere al sindaco Alberto Cappelletto un aiuto economico per poter seppellire i figli nella terra dei loro nonni. Sicuramente una tragedia che tocca a tutti. Il Piave ha fatto l'ennesima vittima, purtroppo. Cercheremo sicuramente di essere vicini alla famiglia, quello che potremo aiuteremo. Ricorda il sindaco Cappelletto che sul Piave c'è divieto di balneazione. Non è la prima tragedia che colpisce purtroppo la sua comunità. Torneremo alla cronaca fra poco, adesso la questione siccità. In queste ore il confronto tra Regione e Governo con le regioni che chiedono, ribadiscono di chiedere la dichiarazione dello stato di emergenza. Si lavora a un'ordinanza veneta, non possiamo escludere razionamenti, dice anche il presidente della provincia di Treviso Stefano Marconi. Intanto è un giugno da record negativo per quanto riguarda le precipitazioni. Non credo sia da escludere, può essere che se non c'è un'inversione di tendenza, se non piove, se non si caricano i bacini, questa è una delle ipotesi che può essere messa in pista. Certo, è emergenziale, sarà sicuramente uno degli ultimi strumenti da tenere in considerazione, ma credo non si possa escludere in questo momento. Non è quindi uno spauracchio, ma un'ipotesi concreta quella del razionamento dell'acqua anche per le utenze private. Il presidente della provincia di Treviso, Stefano Marcon, lo dice chiaro e tondo: tanti primi cittadini nella Marca e non solo che stanno correndo ai ripari. Certo è che i sindaci si stanno attivando tutti con ordinanze per il contenimento del consumo dell'acqua, l'ho fatto anch'io a Castelfranco Veneto, limitando al solo uso domestico, niente sprechi, tutte insomma le indicazioni che arrivano in questa fase che veramente è un'emergenza che non abbiamo mai vissuto. Sindaci che guardano anche alla regione, dove il presidente Luca Zai ha confermato a metà mattina che si è al lavoro per un'ordinanza di carattere generale. Sta tentando di lavorare su questo fronte, l'ho già detto anche
questa mattina in conferenza stampa, ed è esattamente quello che vogliamo fare. E questo mentre lo stesso Zai, accanto agli altri governatori, è impegnato in una serie di incontri con il governo. Dove chiederemo lo stato di emergenza, che ci serve per porre ancora una volta all'attenzione il tema che l'acqua prima di tutto deve avere un uso diciamo umano, cioè per i bisogni umani, secondo per l'agricoltura e solo in terza posizione per la produzione di energia elettrica. Molto preoccupato, anche perché è una siccità importante, di fatto in maniera copiosa non piove, non precipita da mesi, non ci sono precipitazioni e adesso c'è un meteo che ci fa ben sperare. Speriamo che l'arrivo della pioggia non ci porti anche qualche magagna di natura meteorologica. Questo nel giorno in cui la Protezione Civile del Veneto ha dichiarato stato di grave pericolosità per incendi boschivi nelle province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza. Basta un dato su tutti: nei primi 15 giorni di giugno sono caduti mediamente sul Veneto 33 mm di pioggia, molto al di sotto delle medie registrate tra il 1994 e il 2021 per l'intero mese, stimate in 97 mm, un terzo. Intanto si moltiplicano anche da parte di voi telespettatori le segnalazioni di dispersione idrica nelle tubature. Questa è la situazione in via Vivaldi a Castelfranco, visibile già da alcuni giorni. Allora ci sono le ordinanze dei comuni in attesa di un'ordinanza veneta, ci sono ovviamente anche gli appelli da parte dei consorzi come l'Alto Trevigiano Servizi ATS che lancia un appello ai cittadini: tenere sotto controllo il proprio contatore, segnalare subito eventuali consumi anomali, usi irrigui di orti e piante da giardino limitate alle strette necessità, chiudere quando possibile i rubinetti delle attività quotidiane igienico-sanitarie, installare dispositivi frangigetto che consentono il risparmio della risorsa idrica e azionare lavastoviglie o lavatrici solo a pieno carico. La società sta tenendo costantemente monitorata la carenza idrica generata dalle condizioni climatiche e in particolare dalla scarsità di precipitazioni. L'attenzione è particolarmente concentrata nella zona della Castellana e della Pedemontana, ma tutto il bacino servito è sotto stretta osservazioni. E tra le ipotesi che circolavano nelle scorse ore c'era anche quello come estrema ratio dello stop, ad esempio alle piscine per uso privato, ma i gestori degli impianti natatori temono che il protrarsi dell'emergenza possa colpire anche le loro attività e quindi le piscine pubbliche. Le parole ieri sera a Ring del presidente di FIN Veneto, la Federazione Italiana Nuoto, nella appunto versione veneta, e poi anche del sindaco di Treviso Mario Conte. È un dramma che si aggiunge a un dramma di cui parlava anche prima il sindaco e è stato ampiamente già portato all'attenzione. Le piscine hanno vissuto questi 2 anni in maniera difficilissima, sono sopravvissute finora e continuano a esserci sorprese sempre più drastiche e drammatiche per gli impianti natatori. Ci faccia capire, Gian, perché appunto anche lei ha ricevuto questa notizia più o meno insieme a noi, cioè la piscina dove si va nel weekend con i propri figli, chi non va al mare ovviamente, diciamo, quella del Grest, dei centri ricreatori, dei ragazzini durante l'estate, quindi quella dove si va a giocare a piscina pubblica, quella rischierebbe in base a quello, o lei dice no? È preservata con queste possibili ordinanze antisiccità? Per il momento non abbiamo notizie in questa direzione, ma si parla intanto di piscine ad uso privato, per quello che è uscito fino a questo momento. Certamente se il problema della siccità persiste e non si allenta e non si trovano modalità per recuperare dai bacini di montagna delle risorse idriche, si rischia che comunque il prolungarsi di questa situazione di emergenza idrica porti a dei problemi anche possibili nelle piscine ad uso pubblico. Condivido che sia necessario oggi avere un occhio di riguardo per quanto riguarda i consumi dell'acqua. C'è da dire che però molti cittadini, indipendentemente dalla siccità, avevano già cominciato ad avere una maggiore attenzione. Si pensa di evitare il riempimento delle piscine, Difatti, cioè divieto di riempimento delle piscine. Io qua chiederei, francamente, dopo una distinzione, no? Un conto è la piscina privata che può servire come svago qualche ora, un conto sono le piscine pubbliche dove ci sono delle realtà imprenditoriali che hanno sofferto tantissimo
rischiando la chiusura e che oggi sono nel pieno della loro attività grazie alle temperature alte, alle giornate calde, quindi possono recuperare un po' di terreno che hanno perduto, quindi vietar loro di riempire le vasche sarebbe l'ennesimo dramma lavorativo che io credo potrebbe essere letale per le strutture, cioè dopo per quello gli che hanno impianti vissuto natatori. in questi 2 anni. Quindi io l'appello che faccio è quello di sedersi attorno a un tavolo, trovare certamente delle soluzioni che possano tener conto di quelle che sono le esigenze legate a questa mancanza di acqua. E poi c'è l'altro fronte, quello dei consumi, dei prezzi alle stelle per il carburante, la benzina alle stelle, il carburante alle stelle e gli automobilisti esasperati. Allora, per questo gli autoriparatori della Confartigianato di Treviso, i carrozzieri, le officine hanno studiato un vademecum per ridurre i consumi. Regole semplici ma che possono fare la differenza. Sentiamo quali. Oggi l'avvertenza più importante è minimo tenere sotto controllo la pressione delle gomme, che è una cosa che pochi fanno, avere dei pneumatici chiaramente in ordine, avere una macchina manutentata vuol dire tenerla in ordine, diciamo, per quanto riguarda quello che è la manutenzione ordinaria e eventualmente la straordinaria, avere l'avvertenza di togliere i portapacchi, i portabiciclette, tutti quei componenti che non servono per l'aerodinamica della vettura. E ancora spegnere il motore quando si può, decelerare gradualmente, mantenere la velocità moderata e il più possibile uniforme, ma soprattutto utilizzare il condizionatore in maniera intelligente. Il suo uso indiscriminato può aumentare i consumi fino al 25%. Un climatizzatore riesce ad assorbire 3-4 cavalli o 2 kW, chiamiamolo così, di potenza su qualsiasi vettura. Quindi proporzionata al consumo della vettura, i 2-3 kW fanno, diciamo, un consumo non indifferente a volte. Tutte buone pratiche che la sezione autoriparatori della Confartigianato di Treviso ha messo nero su bianco per aiutare gli automobilisti in un momento difficilissimo, con i prezzi alla pompa abbondantemente sopra i 2 euro quasi ovunque. In officine e carrozzerie l'umore della clientela è ovviamente pessimo, tanti sono alla ricerca di soluzioni miracolose. Nello sfogatoio manca solo che ci chiedano di riuscire a inventare l'acqua che fa funzionare la vettura. Da qui l'idea di una lista di buone pratiche, oggi più che mai urgente. Il vademecum, chiamiamolo così, è per poter nel nostro piccolo aiutare, diciamo così, con qualche consiglio eventualmente il risparmio economico, diciamo, di questo aumento di costi di carburanti sulle vetture, eccetera, perché a volte piccole, chiamiamole così, azioni o piccoli gesti possono far cambiare magari nell'arco di un mese i 10-20 euro di consumo di carburanti in più o in meno, insomma. Una incredibile disavventura vissuta da una bambina di 4 anni ieri pomeriggio a Sant'Antonino. Ne parliamo subito dopo la pubblicità. Rieccoci in diretta, lo dicevamo prima della pubblicità, una brutta disavventura davvero incredibile, fortunatamente a lieto fine, ieri pomeriggio a Sant'Antonino, dove una bambina di 4 anni è volata dal balcone ma è stata salvata da un passante che l'ha presa al volo. La bimba stava giocando con il tablet quando il dispositivo è caduto. Prima il passante ha visto l'oggetto cadere e poi, sollevando lo sguardo, ha scorto la bambina appesa al terrazzo. L'uomo, nel momento in cui la piccola ha perso la presa, è riuscito a prenderla al volo. È intervenuta la polizia e nessuno fortunatamente è ricorso alle cure mediche. Davvero fortunata questa bambina, salvata al volo letteralmente da un passante. Ci spostiamo per un attimo nel Padovano. A Polverare è stato lutto cittadino oggi, i funerali di Corrado Levorin, il pilota di elicottero morto nell'incidente nell'Appennino. Ricordiamo, stava arrivando, la sua destinazione era Resana. È il giorno del dolore a Polverara, 2 cuscini di rose rosse su una bara completamente ricoperta di foto di Corrado Levorin, il pilota morto nello schianto di un elicottero privato sull'Appennino mentre stava trasportando degli imprenditori stranieri dalla Toscana alla ditta Rotocart di Resana. Un uomo che, come hanno ricordato, sorrideva alla vita,
Davanti alla bara, in chiesa, 2 foto che raccontavano l'altra sua passione, il basket. Una chiesa stracolma di amici che hanno voluto salutare per l'ultima volta un uomo che sapeva vivere a pieno la vita. Un volto sorridente, una persona che ha coltivato da sempre il desiderio di volare. Anche qui, quando ci si incrociava in chiesa, questa battuta, questo desiderio, questo primo approccio con il volo e la gioia di poterlo realizzare. E in questi ultimi 2 anni si gustava pienamente l'esserci riuscito, era pienamente contento. Il paese ha rispettosamente abbassato le saracinesche dei negozi e il comune ha listato a lutto le bandiere. Una tragedia che non si spiega ancora, ingiustificata, vista anche l'esperienza che il seppur giovane pilota aveva. Non dovrebbero succedere queste cose qua, il destino della vita è crudele. Io lo conosco da piccolo praticamente, serio, volava bene. Un ragazzo amato, la cui perdita lascia sgomenti. In chiesa, oltre ai ricordi di chi gli ha voluto bene, anche la lettura della preghiera dell'aviatore, una passione, quella del volo, che per Corrado era diventato un lavoro. Lascia i genitori ancora distrutti dal dolore e la fidanzata. L'eterno riposo donagli, Signore, rendi a lui la luce perpetua. E sono arrivate in queste ore a Conegliano le salme di Gabriele e Renata Trandafir, madre e figlia uccise lo scorso lunedì 13 giugno a Castelfranco Emilia, purtroppo un duplice femminicidio tra i tanti di questo periodo in tutta Italia. Le 2 donne di origini romene avevano 47 e 22 anni. Dopo il funerale celebrato con rito ortodosso nel Modenese, Gabriele e Renata saranno infatti sepolte nel cimitero di San Giuseppe a Conegliano, paese in cui entrambe avrebbero voluto trasferirsi e dove già erano state ospitate per 1 mese e mezzo nella speranza di nascondersi dalla furia di Salvatore Montefusco, il responsabile poi purtroppo del doppio femminicidio. L'imprenditore 69enne, marito di Gabriele, non accettava il fatto che la moglie purtroppo volesse la separazione. Nella Marca peraltro vivono diversi parenti delle 2 donne, quindi la sepoltura sarà proprio nella Marca trevigiana. La violenza sulle donne, le tante realtà, i tanti fatti che vi raccontiamo e anche la necessità di trovare un aiuto. E anche a Castelfranco Veneto nasce la stanza tutta per sé. Questa stanza appunto ha proprio lo scopo di rispondere alle 3A delle stanze tutta per sé: ascolto, accoglienza e aiuto. Una stanza tutta per sé è prima di tutto uno spazio sicuro e completamente dedicato a chiunque lo richieda. È un luogo di accoglienza e ascolto, frutto di un protocollo d'intesa siglato fra l'Arma dei Carabinieri e l'associazione SOR Optimist International, che dal 2015 a oggi ha già portato alla realizzazione di quasi 200 locali dedicati su tutto il territorio nazionale. Oggi la comunità di Castelfranco Veneto, i paesi della Castellana potranno usufruire di un servizio ancora più qualificato, dove le persone più vulnerabili potranno trovare una stanza confortevole. In questa stanza saranno ricevute donne vittime di violenza, maltrattamenti e stalking che vogliano presentare denuncia o comunque segnalare una situazione di disagio e fragilità. Dover esporre, con tutte le difficoltà che l'esposizione appunto implica, quelli che sono i fatti che li vedono vittime. Tutto all'interno della stanza è stato creato per evitare un approccio traumatico, soprattutto per le mamme con i bambini, che qui troveranno anche dei giochi. Agli uomini dell'Arma è stato fornito anche un prezioso kit portatile per registrare le interviste delle vittime di abuso. Che è oltretutto trasportabile, quindi si può utilizzare in ufficio presso la caserma dei Carabinieri, ma nel caso di chiamata in urgenza può essere trasportato in pronto soccorso, ad esempio, o anche nel domicilio o nel luogo dove avviene la violenza, e il carabiniere può videoregistrare la denuncia. In questo modo chi fa la denuncia non è costretto a poi ripeterla perché viene anche presentata anche in tribunale. Ieri sera l'Assemblea Pubblica a Roncade per discutere la realizzazione del nuovo polo logistico Amazon. Vediamo com'è andata.
Sala consigliare del comune di Roncade, piena di gente, qualcuno che non è potuto entrare ha ascoltato dalle finestre aperte i contenuti del rapporto ambientale relativo al nuovo polo logistico di Amazon che dovrebbe costruirsi a ridosso del casello autostradale di Meolo. La gente ha giustamente diritto di conoscerlo nei dettagli e di conoscerlo compiutamente anche nei suoi impatti, negli aspetti negativi, negli aspetti positivi, nelle criticità e nelle soluzioni che sono state proposte per risolverle, e ha la possibilità, con questa occasione che appunto viene data, effettuare delle osservazioni formalizzandole entro il 10 del luglio, in modo tale che la Commissione regionale VAS, che darà la sua risposta, il suo parere sul progetto medesimo, abbia tutti gli elementi per poterlo fare con compiutezza. È in ballo una variante urbanistica da 231.000 metri quadrati. Presenti all'Assemblea la Giunta, i tecnici e i rappresentanti di Amazon, oltre alle associazioni ambientaliste che da subito hanno manifestato le loro preoccupazioni riguardo il consumo di suolo, il traffico e l'inquinamento atmosferico. E quindi siamo preoccupati per l'inquinamento, per il traffico e per le ricadute che avrà sul territorio non solo di Roncade ma di tutti anche i comuni limitrofi, anche perché questo si va a sommare a un altro maxi polo logistico che è in fase di approvazione di 500.000 metri quadrati a Casale sul Sile, che è ancora più preoccupante. Il professor Giovanni Campeol ha curato la valutazione ambientale del progetto. Dal mio punto di vista di valutatore, tutte le tematiche biotiche, abiotiche, acqua, aria, suolo, componente umana, paesaggio, le abbiamo tutte valutate e abbiamo cercato di capire gli impatti. Ecco, è compatibile secondo voi? Secondo noi sì, i calcoli li abbiamo fatti, è compatibile con tutta una serie di misure mitigative, in alcuni casi migliora anche le situazioni attuali. Vedremo allora come procederà, quale sarà il percorso di questo polo Amazon, soprattutto visto che gli ambientalisti promettono ancora battaglia. Intanto è una giornata di vigilia importante per quasi 8.000 studenti trevigiani. Domani iniziano gli esami di maturità e c'è il ritorno della prima prova scritta, il classico tema. 37.000 in Veneto, quasi 7.700 nella Marca. L'esercito dei maturandi è già al lavoro sui pronostici per la prima prova scritta e quindi il ritorno del più classico dei tototemi. Pirandello, Verga o Pascoli, Montale o Ungaretti, la crisi internazionale, l'ambiente, la guerra e poi, come non pensare al Covid. I bookmaker fai da te sono all'opera. In ogni caso, per il mondo della scuola è un ritorno importante, quello dei 2 iscritti in presenza, un'area di normalità, anche se lo spettro del Covid incombe. Studenti attualmente positivi dovranno affidarsi alle sessioni suppletive. Chiaramente dobbiamo sempre tenere occhio alla questione del contagio, però per quanto riguarda gli studenti, guardiamo alla situazione soggettiva di ognuno. Non c'è una quarantena o comunque un rinvio dell'esame per tutta la classe. Insediate le 193 commissioni, componenti tutti interni tranne il presidente, e solo da poco sciolto il nodo mascherine. Dopo tanta incertezza politica si è deciso per la non obbligatorietà. Sono raccomandate durante lo svolgimento del colloquio, ovviamente la mascherina può essere sicuramente abbassata e mantenendo ovviamente una debita distanza di almeno 2 metri dalla commissione e tra i membri della commissione. Quindi da questo punto di vista si è risolto l'arcano, diciamo così. Anche per gli insegnanti un momento importante, dovranno saper gestire i ragazzi che vengono da un triennio difficile. Sanno bene che queste sono classi che purtroppo hanno subito, di più l'impatto spalmato proprio sui 3 anni del Covid e quindi sono sicura che ne terranno conto senza fare sconti a nessuno comunque, ma riconoscendo il lavoro fatto da tutti. Adesso noi ci spostiamo nel Bellunese. In apertura c'è la sanità, l'incidenza è la più alta in regione, parliamo dei melanomi, tumori della pelle. Per questo oggi a Belluno ULSS 1 e Università di Padova hanno lanciato un progetto di informazione su larga scala. Dove c'è sole c'è questo fattori di rischio, dobbiamo anche in montagna imparare a proteggerci, a guardarci, ad essere attenti per evitare che questo melanoma possa in qualche modo prendere
sopravvento. I dati epidemiologici presentati dall'Università di Padova lo dimostrano con chiarezza. Nell'Ulsuno Dolomiti vi è un'incidenza di melanomi superiore alla media regionale, un primato tutt'altro che invidiabile, ma che si riscontra anche in altri territori dell'arco alpino, dove probabilmente la percezione del rischio legato all'esposizione solare è meno marcata, ma i raggi solari sono più intensi. Quello che si assiste nell'USLO 1 è un aumento ancora più alto, nel senso che abbiamo dal 1990 al 2018, che sono gli anni per cui è stato calcolato questo trend, un aumento percentuale annuo negli uomini del 5,8% e nelle donne di 4,1% annuo. Insomma, una questione culturale che però è anche sanitaria, da qui il progetto dell'Ulsa Dolomitica con l'Ateneo Patavino. La maggior parte dei melanomi riscontrati interessa il volto, parte che resta scoperta durante le escursioni d'estate o gli sport invernali. Da un sondaggio telefonico fatto per ora su un piccolo campione di residenti in Ulsa Dolomiti si è evidenziato come più della metà dei bellunesi non usi creme protettive prima di esporsi al sole, un'abitudine che va cambiata radicalmente. Questo tumore comunque, se diagnosticato in fase precoce, è un tumore che garantisce una buona sopravvivenza. Quindi l'altro messaggio importante è comunque di fare diagnosi precoce. Università di Trento e Verona, Luis, Guido Carli e Ca' Foscari sono questi gli atenei che tra agosto e settembre saranno presenti a Belluno su invito degli industriali per una grande operazione di orientamento universitario. Un corretto orientamento scolastico è la base di una comunità che vuole crescere e, mi permetto di dire, di una società felice, fatta di persone realizzate e appagate nella loro professione. 4 atenei in città per una grande operazione di orientamento universitario in collaborazione con l'Associazione degli Industriali. È questo lo spirito della Dolomiti Summer School, che nella settimana a cavallo tra agosto e settembre animerà gli spazi di Palazzo Bembo, già sede del Lab per il Nord-Est della Luis Business School. Università Ca' Foscari di Venezia, Università di Trento e di Verona, Luis, Guido Carli, ognuno presenterà le sue eccellenze. Abbiamo con i colleghi dei 3 dipartimenti pensato una serie di lezioni, laboratorio, di attività che spaziano per quello che riguarda il Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale a questioni legate alla strutturistica, cioè a come stanno insieme le cose essenzialmente dal punto di vista delle tecnologie, dei materiali. Oltre a lezioni di ingegneria, ragazze e ragazzi del 4º anno delle scuole secondarie avranno l'opportunità di frequentare lezioni accademiche di giurisprudenza ed economia, informatica, ingegneria industriale e civile, lettere, lingua e medicina e infermieristica con i professori degli Atenei Partner. Dopo essere riusciti a mettere insieme 4 atenei in pochissimo tempo, i nostri sforzi si devono concentrare sulle adesioni dei ragazzi a questa prima edizione dell'iniziativa, che poi intendiamo strutturare meglio già dal prossimo anno. Innanzitutto consolidando la partnership con le università. Orientamento e formazione per arrestare la fuga di cervelli e manodopera dalla montagna, su questo c'è da recuperare il tempo perduto. Questo paese avrà una chance in più se noi avremo giovani preparati. Siamo in ritardo, sì, mi permetto di dire di sì, non parlo di Confindustria, siamo in ritardo come sistema paese su tante cose, ma soprattutto a mio avviso per quello che riguarda l'istruzione e i giovani. Sarà a Vigo di Cadore a ospitare la 24esima edizione del premio Pelmo d'Oro, l'appuntamento con l'attesa cerimonia per sabato 30 luglio 2022 alle 10:15 nell'arena di Laggio di Cadore. Numerosi gli eventi collaterali tra musica e mostre di pitture. I premiati Pelmo d'Oro 2022 sono il cadorino Francesco Vascellari e il limanese Loris De Barba per l'alpinismo in attività, il cadorino Mauro Valmassoi per la carriera alpinistica e il bellunese Pietro Somavilla per la cultura alpina. Quest'anno il premio speciale Dolomiti UNESCO sarà assegnato a Anselmo Cagnati e il premio speciale della provincia di Belluno andrà a Stefania Constantini e René De Silvestro, i campioni ai recenti giochi olimpici e paralimpici di Pechino. È davvero tutto per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e arrivederci. Da oltre 40 anni Bacifrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacifrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacifrutta c'è per te.
Benvenuti al Meteo. Anticiclone africano sempre ben saldo sul nostro territorio, caldo e bel tempo, solo con qualche disturbo in montagna. Vediamo il dettaglio di mercoledì 22 giugno. Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento, il cielo, lo vedete, si presenterà al massimo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio maggiori addensamenti sui rilievi dove, come detto, saranno possibili anche dei rovesci. Temperature sostanzialmente stazionarie o in lieve e locale calo, minime tra 19 e 25 gradi, massime comprese invece tra i 30 e i 33 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui tanto sole, nubi sparse, specie sulle zone montane dove non si escludono nel pomeriggio dei temporali. Temperature minime tra 20 e 26 gradi, massime sui 30-33 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non cambia di molto lo scenario, avremo qualche acquazzone sui settori più settentrionali, per il resto bel tempo. Temperature minime intorno ai 20-21 gradi, massime infine sui 32 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Da oltre 40 anni Bacilfrutta c'è per te. La qualità e il risparmio Bacilfrutta c'è per te. Selezioniamo il prodotto, Bacilfrutta c'è per te.